Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo del Sator. Il Sator è una famosa frase palindroma che recita queste parole: Sator, arepo, tenet, opera, rotas. Noterete infatti che se partiamo da rotas, leggendo al rovescio, Sator, arepot, tenet, opera, rotas, leggeremo comunque la stessa frase. È una frase per la quale sono state fatte moltissime ipotesi, e sono state cercate di dare molte spiegazioni, il fatto che tenet formi una croce, il fatto che comunque all'interno si possano, spostando alcune lettere, trovare dei significati occulti rimandabili al Cristo e cose del genere. Insomma, sono state date veramente molte interpretazioni, tutte validissime, tutte molto interessanti, ma resta il fatto che dal punto di vista magico il Sator, il quadrato del Sator, è un quadrato magico che si attribuisce a Saturno. Il dominatore planetario Saturno è un dominatore molto particolare, poiché è, per quello che riguarda gli astri dal punto di vista proprio del collocamento rispetto alla posizione del Sole e rispetto alla Terra, Saturno è il più esterno. Diciamo che è l'ultimo che chiude un pochettino tutto il nostro sistema solare, al quale poi successivamente e in tempi molto più recenti si sono aggiunti gli altri tre grandi luminari che sono appunto Nettuno, Urano e Plutone. Vedremo poi in seguito qualcosa legato a questi grandissimi luminari che sono poi dei dominatori collegati alle Sefirot più elevate. Infatti sono talmente lontani, talmente irraggiungibili che il loro influsso è sia sul singolo che sull'intera collettività, e soprattutto hanno cicli così lunghi che effettivamente si spostano di poco nella carta zodiacale. Vabbè, andiamo avanti. Saturno, appunto, è il dominatore, diciamo così, più esterno fra quelli riconosciuti, tra i dominatori e i pianeti riconosciuti appunto dall'astrologia antica, che non teneva appunto in considerazione questi altri dominatori proprio perché in quel momento erano sconosciuti. Fin dunque dai tempi più antichi Saturno è stato un po' quello che separava l'essere umano, l'anima umana da Dio, dalle sorgenti dei regni spirituali superiori. Questo gli ha attribuito diciamo così, il nome o il ruolo di guardiano della soglia. In che senso dunque guardiano? Nel senso che essendo dispensatore di saggezza, ma essendo anche il solitario, diciamo che è quello oltre il quale soltanto pochi audaci sono riusciti a spingersi, mentre la maggioranza delle persone resta più o meno all'interno appunto di questo recinto formato dall'orbita di Saturno e collegato dunque a un mondo molto più materiale. Dunque come guardiano della soglia è dispensatore sia di prove, ostacoli, lungaggini collegate appunto a cose croniche, cose lunghe nel tempo. Saturno infatti è associato al vecchio saggio. Quando compare Saturno o comunque le presenze saturnine all'interno delle previsioni astrologiche, sappiamo già che stiamo avendo a che fare con persone di una certa età, di una tal saggezza, oppure con faccende che si trascinano da anni o cicli molto lunghi appunto che copriranno un arco di tempo esteso. Dunque è anche il dominatore per eccellenza del tempo. Infatti anticamente Saturno era Cronos e Cronos era appunto il dio del tempo, cioè quello che scandiva il tempo. A questo punto ne capiamo l'immensa portata della sua influenza sulle nostre vite.
Infatti è il grande dispensatore di prove, di ostacoli, è quello che richiede sacrificio, è anche quello che ci chiede di guardarci bene dentro e di capire quali sono le cose da tagliare nella nostra esistenza. Cioè la sua opera non è mai vana, ci mette sempre di fronte a noi stessi nei vari aspetti del nostro vissuto e di quello che va corretto, dei fardelli che dobbiamo liberarci, di cui dobbiamo liberarci. Appunto, proprio perché è il guardiano della soglia dal punto di vista spirituale, è a lui che noi ci rivolgiamo, e a Saturno, alle intelligenze di Saturno, che noi ci rivolgiamo proprio per tutelare la soglia del nostro subconscio. Voglio che sia chiaro che Saturno, così come tutti i dominatori, ha un doppio peso, un doppio aspetto. Non ha soltanto le facciate positive, così come qualsiasi altro dominatore ha pregi, ma ha anche difetti, chiamiamo così, quelli che sono possibilmente poi gli eccessi. Infatti, su qualsiasi sfera coscienziale, noi possiamo trovare le intelligenze superiori, che poi comunemente chiamiamo angeli, ma anche le intelligenze inferiori o demoni. Dunque, a seconda di cosa noi vorremmo attivare, è chiaro che avremo degli esiti e dei risultati differenti. Infatti, essendo il guardiano della soglia, essendo l'ultima orbita che circoscrive l'evoluzione umana, possiamo dire così, è anche il nostro carceriere, per certi versi. È chiaro che chi agirà da carceriere saranno appunto le intelligenze inferiori, dunque i demoni, possiamo dire così. Ma noi ci rivolgeremo appunto alle intelligenze superiori attraverso questo quadrato che curiosamente è stato trovato in molti luoghi in giro nel mondo, sempre associato a luoghi di culto o di potere, comunque luoghi di una certa rilevanza, e che nel tempo hanno dimostrato una solidità indiscutibile e ammirevole, poiché magari l'azione del tempo, i cataclismi o qualsiasi altra cosa ha distrutto o investito anche costruzioni più recenti, mentre invece questi sembrano perdurare nel tempo in modo sorprendente. Sì, è vero che il modo di costruire di oggi non è più quello dei saggi di una volta, questi che avevano e conoscevano l'arte muratoria e seguivano determinate regole, ma è anche vero che oggi abbiamo anche dei materiali diversi, delle conoscenze diverse, perciò resta comunque un fatto sorprendente. Ma c'è poco da sorprendersi poiché le intelligenze di Saturno, che regola non solo i cicli del tempo, perciò la durata e l'estensione delle cose, garantendone appunto il mantenimento e il buono stato di conservazione, ma riguardano anche tutto quello che sono le strutture. Infatti Saturno, per il tramite della costellazione Capricorno, domina sulle ossa, sullo scheletro, su quello che è la struttura appunto fisica, quello che ci tiene in piedi. Dunque anche qua non c'è da sorprendersi che questo quadrato appunto agisca anche sulla struttura degli edifici e delle costruzioni. Bene, ho detto tutto questo, adesso vi spiego come attivare il lucchetto, diciamo così, della porta eterica del nostro subconscio. Tutti quanti possediamo dietro alla nuca, dietro il collo, sotto la nuca, una porta eterica. Questa porta eterica è il varco che passa attraverso, che ci permette appunto di arrivare al subconscio. È da lì che le forme pensiero, ma anche le ossessioni, le larve che cercano nutrimento e di condizionarci psicologicamente o attraverso il richiamo di pensieri che sono associati poi a determinate emozioni di cui loro si cibano,
è da lì che fanno accesso, è da lì che si agganciano proprio per lavorare nel nostro subconscio. Anche le forme di manipolazione, di programmazione, proprio a livello di programmazione psicologica o di programmi mentali che poi ci permettono di percepire determinati bisogni, desideri o di manifestare determinate realtà, perché ricordiamoci che la realtà che noi viviamo è l'oggettivazione del nostro subconscio, della nostra coscienza, e dunque quello che è impiantato nel subconscio è poi tutto quello che noi vivremo in un certo senso. Dunque è importantissimo proteggere questo varco e fare in modo che le influenze, le interferenze esterne con cui noi non abbiamo nulla a che spartire o nelle quali noi non crediamo o che sono addirittura perniciose per noi, non abbiano questo potere permesso di passare e dunque di condizionarci. Allora cosa faremo? Molto semplicemente ci agganceremo alle intelligenze di Saturno elevate, immaginando, chiudendo gli occhi, al solito ci concentreremo sul respiro per consentirci di svuotare la mente, di rilasciare le tensioni del nostro corpo e di raggiungere uno stato, diciamo, di rilassamento anche mentale che abbassa dunque le frequenze cerebrali. A questo punto, appunto, immagineremo una grandissima luce che scende come un cono di luce su di noi ed è una luce bianca con delle sfumature delicatissime lilla, appena accennate. Deve essere proprio un qualche punto, una cosa molto lieve e prevalentemente bianca, ha proprio qualche accenno di lilla. Questo perché è un colore associato alla sfera di Saturno. A Saturno viene associato tradizionalmente il viola e il nero. E perché vi dico lilla, bianco lilla? Perché per evocare le intelligenze basse andiamo sui colori accesi, per invocare le intelligenze alte ci invece concentriamo sui colori tenuissimi, perché è una luce bianca che ha appena percepibile una sfumatura del colore della sfera. E perché lo capirete anche per logica, ci arriverete sul perché. Dunque immagineremo appunto questa luce che ci avvolge completamente e che penetra dalla fontanella, che è il settimo chakra, quello proprio della connessione di noi con i regni spirituali superiori. A questo punto questa luce che penetra dalla fontanella ci riempie cellula dopo cellula, tutti gli angoli del nostro corpo e satura il nostro corpo. Noi col nostro occhio interiore dovremmo percepire, vedere se c'è possibile con la nostra facoltà di visione interiore o immaginazione, se abbiamo appunto il dono della visione, altrimenti la percezione di qualsiasi tipo sarà sufficiente, perché ciascuno appunto ha una sua propria capacità di percepire e percepiremo appunto di essere completamente luminosi. Quando avremo questa visione di noi, a questo punto porremo la mano, lo potremo fare sia su noi stessi che sui nostri cari, porremo la mano sulla porta eterica, perciò nella posizione che vi ho detto, alla base della nuca, dietro il collo, e immagineremo e convoglieremo tutta la luce raccolta verso la nostra mano di potere. La nostra mano di potere sarà quella che avremo appunto appoggiato sulla nuca. Qual è la mano di potere? Molto semplicemente, come avevo detto per il pentagramma, è la mano con cui noi scriviamo o la mano prevalente. Perciò sarà la destra per i distrimani e la sinistra per i mancini. Una volta posizionata appunto la mano sulla porta eterica, una volta convogliata la luce nel chakra che ha la nostra mano, daremo appunto l'impulso a passare, questa luce deve passare attraverso la porta eterica e mentre passa noi pronunceremo o a voce alta o intensamente mentalmente
la frase Sator arepo tenet opera rotas per 3 volte. Facendo questo immaginiamo appunto di lucchettare, sigillare la porta eterica e proteggerla proprio con l'aiuto delle intelligenze superiori che si porranno a guardia della porta. Una volta fatto questo, potremmo continuare con le nostre mansioni, non è necessario fare altro, non è nemmeno necessario ripeterlo perché è un'azione talmente forte che è considerata un'autoiniziazione alle intelligenze di Saturno, alla sfera di Saturno. Con questo io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi rimando alla prossima condivisione e al prossimo appuntamento, insomma, quotidiano. Spero che vi iscriviate al canale, mi fa molto piacere appunto vedere che le mie condivisioni vi possono servire e vi abbraccio, vi saluto, un caro saluto appunto dalla vostra Hildegarda. A presto.